La cassa integrazione in Sicilia è ancora un miraggio, lo è soprattutto per i 30.000 degli oltre 56.000 richiedenti che dopo circa 3 mesi non hanno percepito un euro. Un disastro solo siciliano che si commenta da solo e non ha alcuna giustificazione in confronto con le altre regioni italiane. In pratica solo un lavoratore su tre ha ricevuto il via libera alla cassa integrazione in deroga. Le richieste approvate sono oltre 25.000 per un totale di 56.000 lavoratori dopo il bonus voluto da sindacati e lavoratori di 10 euro a pratica ai funzionari regionali per accelerare le pratiche e soprattutto dopo le dimissioni del dirigente generale dell'assessorato Vindigni. La situazione rimane drammatica, gridano ad alta voce i lavoratori e le categorie. Senza la cassa integrazione, migliaia di dipendenti del commercio, delle mense, del turismo in stato di povertà hanno serie difficoltà a fare la spesa con pericolosi meccanismi di conflitto sociale. Abbiamo sentito Francesco Picarella, Confcommercio Sicilia, che dichiara: la procedura della cassa integrazione ha avuto un iter controverso e complicato, tanti lavoratori attendono ancora oggi l'erogazione del sussidio, tante altre pratiche non vengono espletate perché incomplete. È inaccettabile in questo momento di estrema emergenza economica con ripercussioni verso la piccola e media impresa siciliana ormai al collasso. Picarella chiede una immediata verifica delle responsabilità ed un intervento risolutore. Molte ditte individuali, scrive Picarella, stanno ricevendo un'email da parte del Dipartimento Lavoro in cui viene comunicata la respinta della pratica perché incompleta nella parte riguardante l'indicazione del nominativo del legale rappresentante. Impossibile non notare il macroscopico errore. In una ditta individuale il legale rappresentante è il datore di lavoro. Sono errori assolutamente inaccettabili, soprattutto in questo momento di estrema emergenza economica.